sempre le domeniche del gusto, centro commerciale I Papiri a Siracusa. In presenza questa volta di Antonio Mancarella. Buonasera a tutti, sono Antonio Mancarella, il maestro delegato dell'Ortigia di Siracusa e stasera vi presenterò un piatto, sicuramente è un piatto ideato dal professore Bongiovanni ed è la siracusana sul ristretto di caffè con una coroncina di mandorla tostata e femminello siciliano. Sì. Io ho il piacere e l'onore che veramente questa volta è Antonio a preparare il piatto, anche in un'altra occasione me l'ha preparato e sicuramente è stato un ottimo piatto che è stato diciamo anche presentato nelle varie riviste internazionali perché ne hanno parlato in parecchio. Vediamo il procedimento. Allora, mettiamo del burro in padella, lo facciamo sciogliere un po'. Andiamo ad aggiungere dello Abbiamo anche l'aiutante oggi, mi pare giusto. Vado a mettere dello zucchero per caramellare. Questa è la fase molto importante all'inizio del lavoro del flambage, perché è importante che cosa? Che il caramello si imbrunisca senza che venga bruciato. Senza grumi sicuramente e senza bruciarlo. Quindi uno dei passaggi importanti. Ricordiamo che il piatto è stato presentato al Coffee Show Latte Art 2012 in occasione di quella manifestazione perché è uno degli ingredienti principali il caffè, utilizzando i prodotti del territorio, quindi abbiamo utilizzato la patata di Siracusa. Vado ad aggiungere del caramello già pronto. Il caramello già pronto. Mentre vedo che si avvicina il pubblico, si incuriosisce, oltre che sentire i profumi. La patata. Quindi la La patata. patata che è la famosa siracusana. Riusciamo a fare, oltre al piatto di presentazione, Faccio anche alcuni dei mini assaggini, assaggi, certo. così il pubblico lo accontentiamo nel frattempo. Lasciamo insaporire tutto, lo facciamo insieme. Io vedo il savoir-faire di Antonio nel saper utilizzare le clips e le attrezzature, è veramente grande, grande professionista. E d'altronde lavora in uno degli alberghi più prestigiosi di Siracusa. Lo ricordiamo volentieri. Qual è l'albergo? A te l'onore di dirlo. È il Grand Hotel Ortigia di Siracusa. Grande hotel di Siracusa. Aggiungiamo il ristretto di caffè. Ecco l'ingrediente particolare principale che è importante andare a inserire. Garantisco che c'è un profumo, non so se tramite la telecamera si riesce a trasferire queste sensazioni, questi profumi e via dicendo. Adesso aumentiamo la fiamma e ci organizziamo a flambare. Cosa stai utilizzando per flambare, Antonio? Usando una grappa di nero d'avola, a sua volta ancora una volta parliamo del prodotto siracusano. Cosa stai utilizzando, Antonio? Femminello siracusano sicuramente, per chi non lo conoscesse, il femminello è un limone. Il limone di Siracusa. Ecco. Andiamo a mettere la dose della grappa direttamente nel bicchiere. Ci raccomandiamo a flambare. Qua il centro commerciale, il servizio di sicurezza antincendio ci ha raccomandato di fare piccole fiamme perché ci sono i sensori che altrimenti suonano l'allarme. Vai. Una fiamma molto leggera. E vai, l'applauso ad Antonio Mancarella, bravo, complimenti, bravo. Quindi adesso aspettiamo che
che evapora l'alcol. Cosa stai andando a mettere? Sempre il ristretto di caffè? Del caramello, e poi il ristretto glielo metterò Dopo? sì. Vado a fissare quello che è il gusto proprio del... Quindi delle decorazioni nel frattempo. No. Vado a comporre il piatto. Quindi vai ad adagiare le patate direttamente sul caramello e il femminello che è sottostante. Si crea anche una composizione scenografica del piatto, vedo, eh? Certo. Perfetto, bravo. Complimenti ad Antonio. Fa la ripassata ad Antonio perché gli è piaciuto questo termine quando ho creato il piatto, mi ha detto: ah, bella questa stringa. E abbiamo utilizzato anche un attrezzo particolare per riuscire a fare le stringhe. Una coroncina di mandorla attorno, una mandorla tostata. Tostata? Sì. Mandorla rigorosamente? Diavola, la mandorla pizzuta. La pizzuta, diciamo. Ed ecco il piatto ed è pronto. Benissimo. Allora facciamo la foto ricordo. Per quanto riguarda il piatto, lo ricordiamo il nome, Antonio? La siracusana su ristretto di caffè con stringhe di femminello su coroncina di mandorla tostata avolese.